Siamo in compagnia di Raffaele Padrone, segretario della FSP Polizia di Stato. Grazie per essere qui con noi. Grazie, buonasera a voi. Buonasera. E con lei volevo commentare un video che chiedo alla regia di mostrare anche ai nostri telespettatori. È accaduto un episodio che è accaduto a Pistoia, dove insomma un uomo ha commesso un furto al supermercato e ha anche aggredito con delle bottiglie insomma i passanti che hanno visto la scena, e poi il direttore appunto di questo supermercato di San Biagio a Pistoia ha raccontato che quest'uomo ha dato in escandescenze e dopo che era stato sorpreso a rubare delle bottiglie di alcolici, e insomma ha dimostrato grande aggressività. Vediamo anche l'intervento della Polizia di Stato, un video che girava sul web in questi giorni. Diventano sempre più difficili questi controlli per cercare di evitare che episodi criminosi di questo tipo si ripresentino. Sì, purtroppo ho visto questo video anch'io, anzi ho sentito anche nel sonoro. Io dico che è veramente diventato difficile. Qua io nel video chiaramente, al di là dell'intervento, al di là della scena, devo dire che guardo l'intervento chiaramente con un occhio magari diverso da lei o di qualche telespettatore, a parte i colleghi che ci seguono. E qui, come vede, innanzitutto noto la difficoltà dovuta a questa paura di poter intervenire in maniera decisa sul soggetto. Questa volta questa persona che aveva fatto questo furto presso una grossa linea dei supermercati. La grossa difficoltà nell'intervenire per tanti motivi. Poi questo perché vede, quando io faccio i discorsi della mancanza dei protocolli di intervento, poi li vediamo. Certo. Poi noto anche un'altra cosa: se i telespettatori sono stati molto attenti, lì è arrivata una macchina dei carabinieri e non una macchina della polizia. Cosa significa? Significa che innanzi, ringraziando Dio, c'è una collaborazione strettissima in tutte le città d'Italia con i colleghi dell'Arma, ma soprattutto con tutti i colleghi che vestono la divisa. Lì è mancata un'altra autovettura. Dopo le due autovetture che ci sono nel video, notiamo che per riuscire a fermare questa persona, che era munita di bottiglie, di cocci di vetro, proprio voleva far del male, abbiamo avuto bisogno di un ausilio di un'altra macchina. Ahimè, quelle sono le macchine, quello è il personale, e grazie a Dio la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri, che ringrazio, ha portato fine a questa cosa. Un'altra cosa, guardare anche se non fosse intervenuti certo, i colleghi dell'Arma, come dice lei, cosa sarebbe successo? Certo. Poi un'altra cosa che si nota in quel video, ripeto, l'occhio purtroppo dell'esperienza lo fa, se notate lì c'è 4 colleghi della Polizia di Stato, nessuno dei 4 è munito di taser. Munito di taser perché? Perché i taser non sono state date a tutte le questure per il numero totale delle persone che fanno volante, ma ripeto, questa è una grave mancanza, ma soprattutto chiaramente del Dipartimento, perché oltre al corso di specialità per utilizzarlo, poi mancano i mezzi alle forze dell'ordine. I carabinieri arrivano, sparano con il taser, eccolo là, il taser depotenziato, perché mai si volesse far male a un soggetto che armeggia e spacca o ci assale o ha ferito delle persone. Quindi anche lì si nota che più colpi sono stati, dardi così si chiamano, vengono sparati elettricamente,
il soggetto continua nella propria azione criminosa e non cade per niente. Interviene un collega dell'Arma dei Carabinieri che riesce a disarmare, spaventato e più che spaventato, distratto da un'altra situazione, si riesce a fermare questa persona. Ecco, notate che difficoltà c'è oggi a fare un intervento di polizia. Protocolli di intervento mancano, manca il personale, mancano i mezzi, perché i mezzi non sono, se non sono idonei, se ci sono non sono idonei. Allora, io credo che il governo, che tanto parla di sicurezza in tante situazioni, deve capire, deve vedere queste immagini con che difficoltà si lavora per strada. E quindi io credo che questo video, al di là di tutto, visto in questa maniera, magari ve l'ho spiegato velocemente, ma dà una chiarezza di tutti gli elementi che io ogni giorno grido in TV e sui giornali, quello che manca delle leggi. Poi andremo a vedere che questa persona più di 24 ore in carcere non ci ha fatto, perché chiaramente non ha fatto, d'altronde ha solo rubato 12 bottiglie al supermercato, cioè non ha fatto niente, no? Capitolo sulla giustizia, che teniamo per un'altra occasione chiaramente, perché è un tema molto molto dibattuto, molto discusso. In chiusura, tornando invece a Pordenone, le volevo chiedere un po' come vede lei la situazione in piazza Risorgimento, perché ancora una volta persone che la frequentano, che ci abitano, anche esercenti, hanno lamentato situazioni di disagio causate da insomma, persone, possiamo dire, poco raccomandabili, alle volte anche magari aggressive, si chiedono maggiori controlli da parte della polizia. Lei cosa ne pensa? Beh, i controlli preventivi, per fare queste tipologie di controlli preventivi bisogna avere il personale, cioè invece di avere 2 macchine bisognerebbe avere più macchine, ma per avere più macchine bisogna avere più personale. Le telecamere esistenti ci danno la possibilità di intervenire prontamente sul punto, sulla piazza, e io chiaramente sono favorevole al discorso della massima collaborazione. Furono fatti tempo fa dei presidi proprio in quella zona, cioè fare dei presidi magari nelle giornate un po' più calde, chiaramente, che sono quelli del weekend, dei presidi da parte chiaramente di tutte le forze dell'ordine, nella collaborazione della Polizia Municipale e chiaramente in quelle delle istituzioni dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza, perché nessuno di questi che ho citato ha talmente tanto personale da dire lo metto fisso in zona piazza. Ecco, avere la possibilità di ragionare in questa maniera, non saremmo qua lei a farmi la domanda e io a rispondere. Il problema sicuramente si pone ripeto, nella serie sociale, che è quella di identificare quando noi arriviamo a queste persone e avere la facoltà di poterle mandare via, cosa che con le leggi attuali, con le nostre leggi, sicuramente ci vediamo costretti a tenerli qua, a dirgli non lo fate più, e alla fine del discorso della fiera i ragazzi tornano in piazza, questi soggetti tornano in piazza ubriachi e succede quel che succede. Purtroppo io dico, non dobbiamo prendere i provvedimenti dopo i fatti. Per prendere i provvedimenti prima servono tutto quello che ho detto poco fa, adesso, ma certo, la collaborazione di tutte le forze di polizia chiaramente, e qui noi posso dire che abbiamo già fatto questa tipologia a Pordenone e quindi il questore ha già messo in atto queste cose. Chiaramente nel Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica i comandanti e i dirigenti delle forze dell'ordine sapranno come portare chiaramente un po' di respiro ai commercianti, perché veramente diventa veramente difficoltoso. Io ho sentito oggi, e concludo, ho sentito oggi un commerciante dice: io non invito nella mia agenzia una persona in determinati orari perché mi vergogno della situazione di degrado. Questo non deve succedere in una città come Pordenone. E poi, vedete, Tania, chiudo, stranamente siamo al secondo posto della sicurezza.
Grazie a Raffaele Padrone per essere stato in nostra compagnia e la aspettiamo come sempre anche lunedì prossimo. Grazie. Grazie a voi. E noi ci fermiamo un istante per un piccolo break pubblicitario, ma poi torniamo con altri servizi, altri ospiti che attendiamo in studio, quindi non cambiate canale.